Così come nella giunta Lombardo, anche nella giunta Dorsi porte girevoli, assessori che vanno, assessori che vengono. Dopo Lillo Volpe dimessosi nella giornata di ieri, oggi è stata la volta del favarese Mimmo Alaimo, entrambi prontamente rimpiazzati questa mattina. Eccoli qui, nuovi, accanto al presidente Alfonso Montana, API e Piero Marchetta, MPA. Quest'ultimo, rimasto fuori da Aula Sollano, si occuperà, essendo esperto in materia, di bilancio. Marchetta non è un uomo che è stato trompato al comune e quindi viene a ricoprire il ruolo di assessore. Marchetta è un serio professionista, un ottimo politico, una persona leale, una persona seria, una persona che può dare un contributo all'attività della provincia a questo ultimo scorcio di legislatura. E con la nomina potrebbe avere il sapore di un premio, visto che non è riuscito ad entrare in Aula Sollano. Certo, naturalmente fa piacere come il Movimento per l'Autonomia nella sua interezza, nelle persone l'onorevole Di Mauro e del Presidente Orsi, abbiano riconosciuto il mio impegno che dura ormai dal 2005 all'interno del movimento stesso. Sull'altra nomina è stata fatta finalmente chiarezza. Alfonso Montana, assessore sì, assessore no. Prima era circolata sul sito della provincia una foto che lo ritraeva con Dorsi in una sorta di giuramento, poi l'immagine è stata rimossa. Un giallo? No, solo un errore, un equivoco, disse il presidente, confermato anche oggi. Oggi posizione comunque sanata. Sì, adesso inizia la parte più seria, più importante, meno quella che più interessa all'opinione pubblica. Cioè noi siamo dentro questo contesto politico che vede come nucleo centrale l'MPA, il FLI, l'API, l'MPS, allargato a tutte quelle associazioni, al mondo cattolico, al mondo delle professioni, ma perché no, al mondo anche del disagio sociale. E a proposito di giallo, Dorsi ne confessa uno, che se confermato sarebbe certamente da approfondire. Una cassetta che abbiamo trovato, me lo dicono i liquidatori, e una cassetta vuota che abbiamo trovato al Banco di Sicilia. Questi sono i gialli. Se il giallo diventa la procrastinata nomina di un assessore, ritengo che allora stiamo cadendo nel ridicolo. Il riferimento è alla gestione della buonanima dell'Avit, allora nelle mani degli uomini legati al PDL, pronta la replica del capogruppo del Popolo della Libertà in Consiglio provinciale. Di cassette, di AVT, noi non siamo la Guardia di Finanza, anzi invitiamo gli organi inquirenti, dopo aver sentito la dichiarazione del Presidente, ad accertare e a verificare se ci sono ammanchi all'AVT. Non vogliamo che si svii il ragionamento e si butti fumo negli occhi della gente, quando qua ormai alla provincia siamo alle farse. E l'accusa di farsa nazionale non va giù a Dorsi, che controreplica così. Pace e Lazzano, quando parlano di farsa nazionale, forse si riferiscono al loro amico Massinelli, forse si riferiscono al loro presidente della provincia. Pace e Lazzano si riferiscono alle farse che abbiamo avuto nel passato.